Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Piovincinando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare, ma per le vie del borgo dal ripoli dei tini balla sprodor dei vini, l'anima rallegra la nebbia agli irti colli, piovincinando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare tra le rossastre nubi, stormi di uccelli neri come soli pensieri dell'astronomica. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, ho 13 anni, non svegliatemi, questo è Fiorello che ancora con quelle improponibili giacche di colore giallo limone gira le piazze d'Italia con il karaoke, venne anche a Vibo Valencia, signore e signori, ma no Fiorello, suo fratello, Beppe, allora meglio noto come Fiorellino, e ho imparato, cioè veramente, dovrebbero fare l'Accademia della Crusca o la Società Dante Alighieri, vedete un po' voi, dovrebbero dare almeno una targa ricordo, un riconoscimento a Rosario Tindaro in arte Fiorello, perché nel 1993 con questo pezzo, San Martino, ha probabilmente fatto imparare la poesia di Giosuè Carducci a milioni di adolescenti italiani che altrimenti non avrebbero avuto alcun interesse né voglia ad impararla. Aggiungerei anche un'altra cosa. È bello pure il video con Carducci che nel finale si anima nel ritratto e sfotte Fiorello e gli canta Fiorin Fiorello, l'amore è bello vicino a te. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1076 di oggi, martedì 11 di novembre 2025, San Martino. Piuma Novara o prima di San Martino Fanfè, San Martino a noi, mi scuso con gli ascoltatori di Novara e dintorni, con tutti i piemontesi, ma se non sbaglio il futuro Vittorio Emanuele II nel corso della battaglia di Novara, può essere, no? Disse: figlioli, prendiamo San Martino, altrimenti gli avversari ci faranno fare San Martino, perché
L'11 di novembre era anche il tempo in cui si veniva Abbiamo adesso sfrattati, la discussione scadevano del tutti i disegno. contratti d'affitto e di mezzadria, se non venivano rinnovati si faceva San Martino, cioè si metteva tutto su un carro, arrivederci e grazie. Cominciamo la nostra trasmissione, come sempre date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online con i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna stampa di Sammy Varin e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Un altro annuncio di servizio: domani alle 9:45 andrà in onda un filo diretto che vi invito caldamente ad ascoltare. È un'intervista della nostra Alessandra Mori con il governatore uscente del Veneto, Zaia, per cui mi raccomando, perché Luca Zaia merita il vostro tempo e la vostra attenzione. È uno dei governatori, tra l'altro, più amati d'Italia, che più ha riscosso la simpatia e l'affetto dei suoi amministrati, e poi è anche una persona simpatica oltre che intelligente, quindi fa sempre piacere avere a che fare con lui. Detto ciò, vi ricordo domani 9:45 filo diretto, Alessandra Mori intervista Luca Zaia. Bene, saluto ancora la nostra Natalia, le rinnovo il buon lavoro, 029294 7222 se volete essere dei nostri per telefono. Io ho ancora 4-5 minuti, quindi lo apro subito, 340-670-9659 se volete essere dei nostri invece attraverso la zappa o il WhatsApp. Alle 18:30 avremo un breve stacco e poi ci sarà con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini per la puntata di stasera di Scuola di Magia. Al termine della puntata, alle 19:30, manderemo in onda un faccia a faccia con Anna Cisint, che fa con me, il punto della situazione sulla vicenda Monfalcone. Direi che praticamente la vostra serata, almeno fino alle 19:45, è questa, per cui se volete essere in nostra compagnia, la cosa ci fa molto piacere. Diamo un'occhiatina anche alle ultime notizie. L'ANSA apre con una triste notizia, tra l'altro siamo nei giorni in cui si ricorda il famoso disastro della Meloria del 1971, quando un aereo militare si schiantò con a bordo credo una ventina, se non sbaglio, di militari della Folgore, e in particolare insomma fu un grave disastro che vide un grosso numero di vittime vittime militari avvenute in tempo di pace per le forze armate italiane. Ecco, la notizia di stasera è che un aereo militare turco si è schiantato al confine Azerbaigian-Georgia. C'erano 20 persone a bordo, il velivolo era diretto in Turchia, questo è stato l'annuncio del Ministero della Difesa di Ankara, continuano le operazioni di salvataggio. La guerra in Ucraina, Kiev si ritira da 5 insediamenti vicini a Zaporizhzhia e di conseguenza questo lascia intendere che le cose stiano cambiando direttamente sul campo e che evidentemente ci saranno degli sviluppi. Grazie alla nebbia 300 russi sono penetrati a Pokrovsk. Il presidente Mattarella intanto dice che è irresponsabile indebolire le Nazioni Unite. ATP Finals, Alcaraz soffre con Fritz ma vince in rimonta. Garlasco sulla porta le impronte di Marco Poggi e di un operatore. E poi ancora Mattarella visita la mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino. All'ONU di Vienna gli scatti degli archivi di famiglie e dell'agenzia. Gino Cecchettin, 2 anni senza Giulia, l'educazione affettiva non è un pericolo. L'audizione in commissione d'inchiesta sul femminicidio. Infine è morto Alberto Bertone, il fondatore dell'Acqua Sant'Anna. Diamo anche un'occhiata alla BBC che in questo periodo sta attraversando una forte polemica al suo interno e al suo esterno, lo sapete per quanto è accaduto con il servizio di Panorama, questo leggendario programma d'inchiesta nel quale un discorso di Trump è stato montato in maniera tale da suggerire che fosse lui l'ispiratore dell'assalto al Campidoglio del 2021.
e in particolare abbiamo il voto al Congresso americano. Ci sono ancora quattro potenziali ostacoli per arrivare alla fine di questo shutdown, perché il piano di spesa è stato approvato al Senato, ma al momento non è stato raggiunto un accordo alla Camera, che è l'equivalente della Camera dei Deputati italiani. Ancora c'è un attentato suicida ad Islamabad in Pakistan, 12 morti, e poi naturalmente oggi è l'11 di novembre, in tutto il mondo c'è stata la celebrazione del giorno dell'armistizio e quindi della fine della Grande Guerra 107 anni fa. La Grande Guerra per noi terminò una settimana prima, il 4 di novembre, ma la fine ufficiale fu posta all'11ª ora dell'11º giorno dell'11º mese dell'anno 1918. Raccontò un testimone nella grande storia della prima guerra mondiale di Martin Gilbert, potete trovare questo passo, c'era questo soldato americano che vide praticamente un tedesco sparare con la mitragliatrice fino a che non si fecero le 11, dopodiché mollò il posto, si alzò, fece un inchino e si allontanò verso le trincee. Ci fu un momento di silenzio, poi all'improvviso si sentì come una sorta di brezza appena gli orologi ebbero battuti gli 11 tocchi. Si sentì un rumorio come una brezza. Erano gli uomini dentro le trincee, dalla Manica fino ad arrivare al confine con la Svizzera, che festeggiavano la fine di una carneficina che era costata 9 milioni di vite. E questo noi oggi ricordiamo pure. Va bene, adesso io direi che potremmo mandare in onda il Qui Parlamento, visto che voi non avete voluto telefonare. Il Qui Parlamento di questa sera è affidato all'intervento dell'onorevole Paolo Formentini, che come sapete è vicepresidente, scusate, della Commissione Affari Esteri della Camera, per cui Natalia, io direi di mandare in onda l'intervento dell'onorevole Formentini per Qui Parlamento, dopodiché jingle, pausa e poi ci ritroviamo con i Decibel, Contessa nella versione del 2017 dall'album Noblesse Oblige. A tra un poco. Qui Parlamento. Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato l'11 settembre scorso, reca l'autorizzazione alla ratifica del protocollo di modifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. In premessa ricordo che l'accordo bilaterale modificato dal provvedimento in esame è stato ratificato con la legge numero 83 del 2023. Scopo dell'accordo bilaterale è quello di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due paesi, con la previsione del principio di reciprocità. In estrema sintesi, il protocollo oggi in esame è finalizzato a consentire ai lavoratori frontalieri, tenuto conto dell'attuale contesto di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del proprio status. Più nel dettaglio, il protocollo di modifica è composto da 2 articoli. L'articolo 1, in primo luogo, integra la definizione di lavoratori frontalieri. In linea di principio, viene consentito ai lavoratori frontalieri di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio, nello stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni l'anno. Inoltre, l'articolo in questione consente ai lavoratori frontalieri di poter svolgere fino al 25% dell'attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero. Al riguardo occorre ricordare che per quanto riguarda l'Italia, tra le previsioni già in vigore a partire dal 1 gennaio 2024 in virtù di una previsione retroattiva della legge di bilancio 2025.
L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del protocollo di modifica, prevedendo che l'entrata in vigore avvenga alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del protocollo medesimo. Quanto al disegno di legge di ratifica, si compone di 4 articoli. In particolare l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conclusione, auspicando una rapida approvazione del provvedimento in esame, che recepisce le osservazioni già formulate da numerose forze politiche nel corso dell'esame della ratifica dell'accordo tra Italia e Svizzera del 2020 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Grazie. Qui Parlamento. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Libero. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre a gala. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te.
Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero bignè. Vuoi solo le cose che non hai, parli delle cose che non sai, cerchi di giocare ma non puoi, pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Che contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più, ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così e ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. Chi sei? Che contessa, tu non sei più la stessa. Pensi che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. Nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà. 6, 4, 3, stop. Antonino, di nuovo a te la linea. Dovremmo esserci, eccoci qua, perfetto, le 18:35 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna, al microfono con voi. Allora, stasera niente scuola di magia, perché l'onorevole Borghi, anzi il senatore Borghi è stato, ahimè, colpito da un'improvvisa riunione e quindi, d'altronde ragazzi, questo è il periodo in cui lui, che è uno dei relatori della legge finanziaria, chiaramente deve essere sempre disponibile e reperibile, e quindi è normale che lui possa marcare visita, per cui lo ringraziamo, lo salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Però stamattina, e di questo ne avremmo voluto parlare questa sera, stamattina a pagina 27 di Italia Oggi, la brava Cristina Bartelli, che io ho il piacere di conoscere perché è una bravissima collega di Italia Oggi, ecco, Cristina Bartelli ha intervistato proprio Claudio Borghi, il senatore. Rottamazione accesso ampliato, Borghi Lega si studia l'esclusione solo per gli evasori totali. Ah, a proposito, il telefono da questo momento è aperto, 0292947222, potete intervenire su quello che volete. Il primo dei 4 relatori della legge di bilancio tratteggia gli interventi di modifica, e allora vediamo un po' quali sono gli interventi di modifica. Cristina Bartelli di Italia Oggi gli chiede: domanda, su quali ipotesi si sta riflettendo per le modifiche alla rottamazione quinquies? Risposta: prima di valutare ogni riduzione di taglio o ulteriori spese non previste, si deve necessariamente trovare una copertura. Non ci può essere deficit se si vuole fare una spesa ulteriore. Questo è il ragionamento che si sta facendo per allargare la rottamazione. Si tratta di un provvedimento di buon senso che come Lega abbiamo voluto fortemente, che darà gettito allo Stato perché consente a qualcuno che ora non può pagare di poter pagare. Per le regole contabili ha un costo e si sta ragionando per evitare che il termine accertati sia eccessivamente limitativo.
Escludiamo naturalmente l'evasore totale, perché è una misura che non vuole andare incontro ai furbetti, ma a chi non ce l'ha fatta pagare. Allo stesso tempo ci sono altre categorie, come chi non ha ricevuto l'accertamento, che comunque potrà rientrare nella rottamazione. Per capirci, a parità di comportamento fiscale non devono esserci recriminazioni tra chi ha avuto l'accertamento e chi no. Allora Cristina Bartelli gli chiede: ci può spiegare meglio come si potrebbe intervenire sulla causa di esclusione della rottamazione quinquies per coloro che hanno ricevuto un accertamento? Risposta del senatore Borghi: stiamo riflettendo, un momento che ora prendiamo la chiamata, vi leggo la risposta del senatore. Stiamo riflettendo su una formulazione che consenta di lasciar fuori l'evasore effettivo. Chi non ha presentato la dichiarazione, a seguito d'accertamento è stato rilevato che non ha presentato la dichiarazione. Stiamo cercando di escludere soltanto una categoria che non vogliamo sia inclusa nella rottamazione, gli evasori totali. Vediamo chi è al telefono, pronto, chi è là? Pronto, Berengario e Subrico da Roma, saluti. Ciao Berengario! Tutto bene, meno male. Allora, sì, no, la domanda era semplice, ma come mai in nessuna di tutte le varie rottamazioni che sono state fatte, anche quelle sotto il PD, c'è mai inclusa le cartelle che arrivano dall'INPS? Perché io ho qualche difficoltà anche alle volte a pagare le ultime rate, quelle dell'INPS, e sono una partita IVA, per cui ho questo problema qua, devo rateizzare tutto, poi alla fine pago. Il problema è che non vengono mai incluse e le sanzioni me le rimangono tutte quante lì, e sono soldi che vengono buttati, perché le sanzioni se le piglia l'INPS, ma non è che mi vengono caricati ai contributi. Certo. Allora io volevo fare questa domanda qua e resto in attesa di risposta ascoltando per radio. Grazie, buona serata. Guarda Berengario, facciamo così, io questa cosa la giro direttamente all'avvocato De Filippi e lo sentiremo giovedì per questo motivo, perché in effetti è una cosa che vorrei capire pure io, essendo anch'io una partita IVA esattamente come te. Quindi caro Berengario, guarda, mi faccio l'appunto, anzi fai una bella cosa. Fai una telefonata giovedì dopo le 19:10, in modo tale che così durante, in attesa di giustizia, ora comunque mi prendo un appunto nell'intervallo, in attesa di giustizia possiamo porre la domanda direttamente all'avvocato De Filippi, perché lui di queste cose si è occupato spesso. Allora, stavo dicendo, sempre sulla rottamazione, torniamo all'intervista pubblicata da Cristina Bartelli su Italia Oggi al senatore Borghi. Sempre sulla rottamazione c'è il tema degli interessi al 4%, considerati alti. Anche in questo caso, che ipotesi di interventi ci sono? Risposta ai Borghi: confermo che si sta valutando di abbassare il 4%, che già adesso è punitivo, ma rischia di diventare punitivo ancora di più se i futuri tassi dovessero scendere. Adesso sono abbastanza alti, se si ritornasse, per ipotesi, a valori vicini allo zero, si assisterebbe al paradosso di dover pagare cifre superiori alle sanzioni. Quindi stiamo studiando una formulazione di una indicizzazione magari al tasso dei BTP, o legare all'indicazione al tasso legale, che forse è la cosa più semplice per calcolare gli interessi dovuti. Altro tema che ha animato il dibattito è la cedolare aumentata sugli affitti brevi. Che punto d'equilibrio si può trovare? E ancora Borghi risponde: nel caso degli affitti brevi la questione è differente. Non comporta un problema di gettito perché è modesto, è più un problema politico. Qualcuno all'interno della maggioranza ritiene che gli affitti brevi non siano da incentivare a favore della recettività alberghiera, degli affitti lunghi e così via. Stiamo parlando di norma che riguarda esclusivamente chi ha un solo appartamento e non creerebbe problemi per gli albergatori. La Lega è dalla parte dei piccoli proprietari, quindi chiediamo la cancellazione della norma. Sì, vai pure Natalia, non ti preoccupare. Il ministro dell'economia ha aperto a possibili modifiche sulla stretta delle compensazioni. Secondo voi relatori come si può intervenire? Vediamo un pochettino anche questo tema. Per il deposito degli emendamenti i senatori hanno un termine da rispettare, mentre i relatori hanno la capacità di inserire un emendamento in qualsiasi momento della manovra di bilancio. Ora dunque valutiamo quali saranno gli emendamenti, poi interverremo. È sicuramente un tema sentito, stiamo parlando di un'altra delle ricadute del super bonus e non mancheranno le correzioni a favore delle aziende che facevano conto della compensazione dei crediti e si troverebbero in terribile crisi di liquidità.
si dovrà intervenire per non avere impatti negativi. Anche qui, come vedete, c'è molto da fare, però vedete anche che Borghi è in campo per cercare appunto di aiutare un po' tutti e soprattutto evitare che nella rottamazione quinquies ci finiscano gli evasori fiscali veri e propri. A pagina 33 di Italia Oggi, pagina curata da Davide Mattei, c'è un annuncio da parte di Alberto Gusmeroli, rottamazione in manovra. La rateizzazione lunga delle cartelle esattoriali, conosciuta come rottamazione quinquies, è finalmente entrata nella legge di bilancio. Si tratta di un provvedimento di grande importanza sociale che offre una concreta opportunità a milioni di cittadini che, pur avendo dichiarato le imposte, non sono riusciti a pagarle. La misura prevede una rateizzazione fino a 9 anni con rate di importo uguale alla fine del meccanismo di decadenza in caso di mancato pagamento di una sola rata. Stiamo inoltre lavorando attraverso la manovra e gli emendamenti per ampliare la platea dei beneficiari. Già oggi la misura riguarda un numero molto ampio di contribuenti, tutti coloro che hanno ricevuto cartelle esattoriali fino al 31 dicembre del 23, secondo quanto previsto dal progetto di legge della Lega, a mia prima firma, depositato alla Camera e al Senato. Questo è quello che dice Alberto Gusmeroli, che continua: la rottamazione consente di pagare e di sanare il passato e allo stesso tempo pagare le imposte correnti, contribuendo così ad aumentare il gettito fiscale dell'anno in corso. In questo modo sarà possibile ridurre la pressione fiscale ulteriormente, che in Italia resta ancora troppo alta, alleggerendo il peso su famiglie e imprese. Tanto io vi dovevo, ladies and gentlemen. Le 18, 44 minuti e 17 secondi, sempre se volete essere dei nostri 029294 7222, potete essere tranquillamente graditi ospiti e in particolare adesso andiamo a vedere un po' che cos'altro c'è di interessante sulle agenzie di questa sera e in particolare vediamo un poco che cosa oddio, ecco, questa è una cosa curiosa, ma vi invito a stare molto attenti quando lasciate le aziende, perché insomma può capitare di cambiare posto di lavoro, no? Ecco, qui abbiamo una vicenda, è successo un fatto a Ferrara, poi per fortuna la magistratura l'ha assolto perché il fatto non costituisce reato, però lo racconta l'ADN Cronos ed è un caso abbastanza curioso. Aveva dato le dimissioni, aveva deciso di cambiare lavoro, ma prima di voltare pagina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, inviando una mail all'intera rubrica aziendale elencando tutto ciò che a suo dire non funzionava, proprio quando si dice lascia un buon ricordo di te. Per questa mail, considerata diffamatoria, l'uomo era stato querelato. Ma ora, riporta il Corriere della Sera, il giudice ha deciso di assolverlo perché quel fatto non costituiva reato, ma rientrava nel diritto di critica. Ai circa 100 contatti lavorativi, tra cui anche presidente e vicepresidente dell'azienda, l'uomo di Ferrara aveva detto che finalmente poteva chiudere il suo percorso lavorativo lì e che non gli sarebbe mancato. Poi aveva elencato tutto ciò che non funzionava in azienda e che rendeva difficile il lavoro, senza però citare episodi specifici o facendo nomi di colleghi. Infine un invito. Ricordo a chi come me è stanco che l'unico modo per trovare altro è cercare e non demordere. E quindi poi aveva concluso dicendo che no, finalmente non mi mancherete. Bellissimo. Bellissimo. Io ricordo un amico che concluse una lettera a credo un datore di lavoro tanti anni fa e gli scrisse con immutata stima, cioè nulla. Ma l'insulto più bello, secondo me, l'insulto più bello della storia di tutta la storia dell'umanità si ritrova in una delle lettere di Aldo Moro. Aldo Moro in una di queste lettere scrive, sentite qua, aperte virgolette, che cosa dire di lei, virgola, onorevole tal dei tali, punto di domanda, nulla, punto, chiuse virgolette. Io lo trovo splendido. Che cosa dire di lei?
nulla. Cioè, siamo oltre il semplice vaffa, cioè è un insulto di una raffinatezza e di una eleganza, se permettete, oltre che di una forza, ma veramente da mettersi le mani nei capelli. Che dire di lei, onorevole? Nulla. Va bene, allora andiamo avanti con le ultime notizie, già che ci siamo. Vediamo un po' che cosa c'è di interessante. Siamo sempre sull'ADN Cronos, stiamo dando questa occhiata e in particolare andiamo a vedere quello che è successo oggi in tribunale a Napoli, perché quest'oggi c'è stato un intervento da parte della magistratura. Cuginette stuprate a Caivano, scrive l'ADN Cronos, condannati anche in appello i 2 maggiorenni del branco, confermata la pena per Pasquale Mosca, sconto per Giuseppe Varriale. Stupro delle cuginette al Parco Verde di Caivano, ricorderete questo fatto drammatico qualche anno fa. La Corte d'Appello di Napoli condanna i 2 maggiorenni del branco. I giudici hanno confermato la condanna a 13 anni e 4 mesi per Pasquale Mosca, mentre è arrivato lo sconto di pena ad 8 anni e 8 mesi per Giuseppe Varriale. La sentenza di secondo grado è stata emessa nel pomeriggio, parti civili costituite, la madre della bimba più piccola, difesa dall'avvocato Clara Niola, il papà con l'avvocato Giovanna Limpido, mentre i tutori delle piccole vittime sono stati rappresentati dall'avvocato Manuela Palombi. Quindi per adesso i giudici hanno scritto un'altra sentenza, poi vedremo se ci sarà il ricorso in Cassazione oppure no. Comunque c'è stato l'intervento della magistratura. E poi si torna a parlare del caso Al-Masri. Corte d'Appello a consulta, c'è un vulnus, la procedura è stata assoggettata, la procedura assoggetta il giudice a una scelta politica. Sentite un po' qua qual è il punto. C'è un vulnus procedurale che assoggetta l'operato del giudice a una scelta politica. E quanto indicano i giudici della Corte d'Appello di Roma nell'ordinanza di remissione alla consulta sul caso Al-Masri. Cioè, che cosa stanno facendo i giudici della Corte d'Appello di Roma? Hanno chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi appunto su una serie di norme, precisamente sulla norma che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del Ministro della Giustizia prima di dare seguito alla richiesta della Corte Penale Internazionale. Quindi i giudici dicono, scusate un attimo, se la magistratura è un ordine indipendente e perché questo lo dice l'articolo 104, se mal non ricordo, della Costituzione, per quale motivo un giudice che è indipendente deve aspettare un intervento politico, appunto il parere del Ministro della Giustizia, per dare seguito alla richiesta d'arresto, in questo caso di Al-Masri, emessa dalla Corte Penale Internazionale? E allora cosa scrivono i giudici? La situazione di stallo procedimentale venutasi a creare non solo determina le violazioni dello Statuto di Roma, ma potrebbe anche costituire, scrivono i giudici nell'ordinanza, una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge, in quanto l'attribuzione della discrezionalità politica al Ministro della Giustizia nella procedura in esame assoggetta il giudice a una scelta discrezionale di natura politica, inibendone l'attività giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma, secondo quanto richiesto dalla CPI. Insomma, qui c'è da modificare, c'è da dichiarare l'incostituzionalità di questa normativa, in modo tale che così la prossima volta i giudici potranno agire senza aspettare eventuali pareri da parte del Ministro della Giustizia. La questione di legittimità costituzionale, sollevata lo scorso 30 ottobre dalla Corte d'Appello di Roma sul caso Al-Masri, spiega ancora l'ADN Cronos, riguarda il fatto che, in mancanza di un atto del Ministro della Giustizia che dia seguito alla richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto e consegna, trasmettendo gli atti al Procuratore Generale, non consentono quest'ultimo
di adempiere all'obbligo di cooperazione con la Corte Penale Internazionale, chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione della Corte. Tale vulnus all'obbligo di cooperazione con la Corte Penale Internazionale di conseguenza non consente a questa Corte d'Appello di deliberare sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal Procuratore Generale non essendo state trasmesse dal Ministro della Giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione alla Corte Penale Internazionale sia stata oggetto di trasmissione diretta all'autorità giudiziaria per il tramite dell'Interpol. La questione di legittimità costituzionale quindi è rilevante per la Corte d'Appello di Roma, dovendo essere adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una richiesta di cooperazione della Corte Penale Internazionale non formalmente trasmessa dal Ministro della Giustizia ma pervenuta. Per i giudici la questione risulta anche non manifestamente infondata, in quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la trasmissione delle richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale a una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della Giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione con la Corte Penale Internazionale. E quindi a questo punto i giudici vogliono che la Corte Costituzionale rimuova questo ostacolo con la dichiarazione di incostituzionalità. Naturalmente questo non cambia niente sulla vicenda Al-Masri, però per il futuro, chiaramente, se dovesse succedere un'altra cosa simile, a quel punto i magistrati potrebbero, se ci fosse la dichiarazione di incostituzionalità, potrebbero operare senza attendere, senza indugio e senza problemi. Questo è il punto. Allora, ancora avanti con le altre news, vediamo che cos'altro c'è di interessante. Gli americani a quanto pare stanno progettando 25.000 alloggi sul lato israeliano di Gaza. Vediamo che cosa c'è. Ranucci invece a Firenze ci spiega che il giornalismo di inchiesta è un valore inalienabile per l'umanità. Sì, siamo d'accordo. Tant'è vero che per difendere questo valore inalienabile alla BBC si sono dimessi 2 dei pezzi da 90 più importanti dell'azienda perché evidentemente non avevano fatto del tutto il loro dovere. E il presidente ieri ha dovuto ribadire, il presidente della BBC ha dovuto ribadire davanti a tutta l'Inghilterra e alla platea mondiale che si affida a questa emittente il fatto che si lavorerà per mantenere l'indipendenza del giornalismo anche investigativo. Andiamo a vedere invece i media. Gli USA progettano 25.000 alloggi sul lato israeliano di Gaza, dice l'ANSA. Hamas, la legge sulla pena di morte è criminale e razzista. L'amministrazione Trump punta a costruire alloggi temporanei per circa 25.000 persone dentro la linea gialla, la parte di striscia di Gaza controllata da Israele, destinata ai palestinesi che non abbiano legami con Hamas dopo una verifica da parte dello Shin Bet israeliano. Lo riporta The Atlantic citando un funzionario americano e uno israeliano. Il piano, denominato Comunità Sicure Alternative, sorgerebbe su terreni molto probabilmente di proprietà palestinese. Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha confermato al giornale che verrà costruita almeno una comunità pilota vicino a Rafah. Israele ha sottolineato che ai palestinesi ammessi nei complessi residenziali non sarà consentito attraversare la linea gialla per tornare nel territorio controllato da Hamas, aggiungono le fonti. I critici del progetto temono che le comunità sicure alternative consolidino la divisione in due della striscia con la linea gialla come confine. Gli Stati Uniti starebbero anche progettando di istituire una grande base militare in Israele vicino al confine con Gaza, destinata alle forze internazionali che opereranno nella striscia per mantenere il cessate il fuoco, secondo quanto rivela il sito web Shomrim, citando fonti israeliane riprese da Ynet e altri media locali. La base potrebbe ospitare diverse migliaia di soldati, il suo costo si aggira attorno ai $500 milioni, affermano le fonti. Faccio presente che a questo punto ci sarebbe una base in Israele e una in Qatar, quindi due dei
probabilmente in questo momento più importanti alleati nell'area medio orientale del Golfo Persico degli Stati Uniti d'America. Così, giusto per non perdere il segno e il filo degli eventi. Intanto Hamas ritiene l'approvazione in prima lettura da parte della Knesset, il Parlamento israeliano, della legge per la pena di morte per i terroristi, un'estensione dell'approccio razzista e criminale del governo sionista e un tentativo di legittimare l'uccisione di massa organizzata dai palestinesi. Lo afferma la fazione islamica in una dichiarazione ripresa dalla TV qatarina Al-Arabi. Il movimento sono dei fottuti assassini e terroristi. Quale movimento? Invita la comunità internazionale, le Nazioni Unite, le organizzazioni per i diritti umani, signori, per i diritti umani, Hamas che invoca le organizzazioni per i diritti umani, io vorrei mettermi a gridare veramente. È come una dichiarazione d'amore in bocca a Caligola, veramente. Sentite che roba. Hamas invita le organizzazioni per i diritti umani a condannare questa pericolosa legislazione, imporre sanzioni deterrenti all'entità sionista canaglia e a fare pressione affinché la ritiri. Ma vi state rendendo conto? Gente che il 7 di ottobre non si è peritata minimamente di fare quella macelleria orribile che ha fatto, si permette di blaterare di diritti umani quando ci sono come si dice, gli ostaggi sopravvissuti e ritornati in patria che raccontano di abusi sessuali, di violenze di ogni tipo, di assoluta mancanza di qualsiasi diritto. La Croce Rossa internazionale in 2 anni non ha mai potuto visitare i sequestrati. Ma di che cosa stiamo parlando? Il movimento degli Houthi dello Yemen, perché no? Ci deve essere anche nel momento tragico un momento di cabaret, c'è sempre, come vedete. Il movimento Houthi dello Yemen, scrive ancora l'ANSA, ha invece comunicato in una lettera indirizzata ad Hamas di aver interrotto le proprie operazioni contro Israele e contro le imbarcazioni nel Mar Rosso in seguito alla tregua nella striscia di Gaza. Lo riporta l'AP sul proprio sito. Sul fronte libanese, l'esercito di Beirut ha intanto rafforzato la propria presenza nella cittadina orientale di Arsal, al confine con la vicina Siria, dopo gli scontri avvenuti nella località siriana di Fleita tra le forze di sicurezza siriane e miliziani dello Stato islamico, secondo quanto riferiscono media libanesi. Arsal, che negli anni passati era stata teatro di violenti combattimenti contro i jihadisti, rimane una zona sensibile. L'esercito libanese ha più volte annunciato operazioni contro cellule dello Stato islamico e arresti di individui a esso legati, anche nel corso di quest'anno. Sono le 19, noi ci fermiamo con un paio di jingle e poi torniamo. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Di nuovo a te la linea, Antonino. E rieccoci, le 19, 1 minuto e 47 secondi sulle magiche ode di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Andiamo ancora avanti nel dare occhiate e occhiatine varie ed eventuali alle agenzie. Vediamo che cos'altro c'è di interessante questa sera.
Vediamo un poco questa storia di questo aereo militare turco che è caduto al confine con la Georgia e questi 20 militari dispersi. Tra l'altro vediamo un po' cosa ne scrive l'Agi. Si tratta di un C-130 della Turchia, unità dell'esercito sono in volo verso il luogo della tragedia per le operazioni di recupero. Scrive l'Agi, e di 20 militari dispersi, ma è inevitabilmente destinato a peggiorare il bilancio della caduta dell'aereo cargo militare turco C-130, precipitato in prossimità del confine tra Turchia e Georgia. A renderlo noto è l'esercito di Ankara, che non ha fornito delucidazioni sulla causa dell'incidente. Sulla tragedia è intervenuto anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha espresso profondo dolore e cordoglio alle famiglie dei martiri. Unità dell'esercito sono in volo verso il luogo della tragedia per operazioni di recupero e soccorso di eventuali superstiti, scrive ancora l'Agi. L'esercito georgiano è stato mobilitato. L'aereo era decollato da una base militare in Azerbaigian ed era atteso in Turchia. Erdogan ha ricevuto anche la telefonata di cordoglio del presidente azero Ilham Aliyev. È stata avviata un'indagine, ha dichiarato il Ministero dell'Interno georgiano in una nota, promettendo di rilasciare presto informazioni dettagliate sull'incidente, le cui cause sono ancora sconosciute. Il Ministero ha specificato che l'incidente è avvenuto nella regione di Signagi, nella Georgia orientale, a circa 5 km dal confine. Il presidente azero Ilham Aliyev ha espresso appunto le sue condoglianze al capo di Stato turco, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Anadolu. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha espresso poi solidarietà alla Turchia per la tragedia del velivolo precipitato con a bordo 20 militari delle forze di Ankara. Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C-130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall'Azerbaigian alla Turchia, scrive Tajani su X. Esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime. Ai ai ai. Speriamo si sia salvato qualcuno, almeno questo. Cos'altro possiamo fare? Cos'altro possiamo fare? Allora, andiamo a vedere le altre news e in particolare vediamo che cos'altro c'è questa sera e in particolare vediamo. No, qui non c'è niente, non c'è altro. Andiamo a dare anche un'occhiatina alla CNN. Stasera facciamo un giro un po' internazionale delle nostre agenzie. Le 19, 5 minuti e 34 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Poi alle 19:30 ci saluteremo con il faccia a faccia con Anna Maria Cisint, che farà il punto sulla questione Monfalcone. Vediamo un po' che cosa c'è di interessante. Intanto gli inglesi, dice la CNN, gli inglesi hanno sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti d'America a proposito degli attacchi alle barche e ai sottomarini dei trafficanti di droga nel Golfo del Venezuela. Sapete che ieri abbiamo avuto questo lungo speciale dedicato al Venezuela con Blanca Bricegno dell'Airesven, questo gruppo di patrioti che lotta contro la dittatura comunista di Nicolás Maduro, e in particolare sapete che al centro delle varie discussioni e dei dubbi c'è questa decisione da parte dell'amministrazione Trump di attaccare le barche. Tra l'altro un paio di settimane fa c'era stata una riunione alla Casa Bianca, trasmessa ovviamente in diretta sui principali network americani, io l'ho seguita sulla Fox, in cui Pete Hegseth, il segretario alla guerra, ora non si chiama più alla difesa, il segretario alla guerra Hegseth aveva spiegato che sostanzialmente i droni o i mezzi americani attaccano queste barche quando loro vedono che portano delle scatole che scintillano sotto il sole, non hanno delle reti a bordo
e diciamo così dalla rotta lasciano intuire che stiano facendo una rotta apposita per poter andare a consegnare droga e trasportarla in giro. E aveva chiosato facendo una battuta: di solito chi va a smerciare droga non si porta delle reti da pesca a bordo. Sapete che c'è stato, tra l'altro, c'è stato un dibattito su questo. Scusate, ci si è chiesti se questo fosse adeguato e soprattutto se fosse in grado, diciamo così, di rispondere a un minimo di diritto, a un minimo di normative. Sapete anche che c'è c'è il fatto di fondo che l'America si trova davanti un paese come il Venezuela, come è stato spiegato ieri. Bisogna evitare che la caduta di Maduro rappresenti o sia in qualche modo accostabile all'idea del grande paese che se la prende col piccolo paese perché io sono il più forte. Insomma, non deve essere una specie di Ucraina in salsa caraibica, tanto per chiarirci. E in particolare c'è un altro fatto, ed è anche questo il problema. Il problema di fondo del Venezuela è che oggi come oggi andare a stuzzicarlo significa suscitare un vespaio dopo che non so fino a che punto Trump avrà voglia di gestire, visto e considerato che all'interno del Venezuela ci sono le cellule di Al-Qaeda, così come ci sono le cellule, scusate, non di Al-Qaeda, di Hamas, come ci sono quelle di Hezbollah. Questo perché sotto Chavez il Venezuela ha fatto questa alleanza con l'Iran e in particolare ha dato la possibilità a questi movimenti proxies, come vengono chiamati, o se preferite, gli utili idioti o le marionette di Teheran, ha dato loro la possibilità di insediarsi in quel del Venezuela e prosperare. Capite bene che nel momento in cui dovesse esserci la caduta del regime di Maduro, dopo bisognerà capire come avere ragione di questi galantuomini, si fa per dire, perché altrimenti le cose potrebbero farsi tese in tempi molto rapidi. Nel frattempo sapete che in ogni caso davanti alle coste venezuelane incrocia la Marina americana, tra l'altro tra poco dovrebbe arrivare anche la portaerei Gerald Ford proveniente dall'Adriatico, per cui a maggior ragione sarà un momento non facile per capire che cosa vorrà fare il presidente americano, se attaccherà oppure non attaccherà, vedremo. Cristiano Ronaldo alle 19, 10 minuti e 32 secondi conferma che la Coppa del Mondo 2026, il Mondiale 2026 sarà l'ultima competizione internazionale che disputerà. Questo è quello che lui ha detto. In particolare lo riferisce BBC Sport e appunto l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo ha confermato che i mondiali 2026 saranno l'ultima kermesse internazionale a cui lui parteciperà. Il calciatore quarantenne, che ha segnato 953 gol per le squadre e per la nazionale, ha anche detto che si ritirerà dal gioco del calcio, dal mondo del calcio, tra 1 o 2 anni. La Coppa del Mondo FIFA del prossimo anno, che si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, sarà il 6º mondiale giocato da Ronaldo. In una intervista con la CNN, alla domanda se quella del 2026 potrà essere la sua ultima Coppa del Mondo, Ronaldo ha detto: certamente sì, avrò 41 anni e penso che questo sarà il momento di lasciare questa grande competizione. Ronaldo, che gioca con la sua squadra in Arabia Saudita per i colori dell'Al Nassr, è il più grande capocannoniere di tutti i tempi, dal momento che ha 143 gol segnati a livello internazionale, mentre cerca di arrivare ovviamente a segnare 1000 reti in carriera.
ex giocatore del Manchester United, del Real Madrid e della Juventus, ha detto la scorsa settimana che si ritirerà presto, ma ha confermato che probabilmente sarà nel giro di 2 anni. Cerchiamo di essere onesti, quando dico presto è probabile 1 o 2 anni, perché almeno per i prossimi 1 o 2 anni vorrei essere ancora sul campo di gioco. Cristiano Ronaldo ha aiutato il Portogallo a vincere il titolo europeo nel 2016, ma la Coppa del Mondo è uno dei pochi trofei maggiori che mancano dalla bacheca del 5 volte vincitore del Pallone d'Oro. Per il momento, insomma, il Portogallo ancora non si è qualificato, ovviamente ai mondiali del 2026, ma se batterà la Repubblica d'Irlanda giovedì, quindi domani, no, dopodomani, allora a quel punto si qualificherà molto probabilmente per i mondiali dell'anno 2026. Speriamo che Rino Gattuso faccia il miracolo e che ci possiamo andare pure noi ai mondiali del 2026, perché in effetti è da un po' che non posso sfogare queste, diciamo così, il mio lato teppistico da tifoso della nazionale. Beh, dai, diciamocelo chiaro, quando vengono questi grandi eventi sportivi, anche chi non è interessato al pallone, diciamo così, che prende questo ruolo che sembra Vittorio Gassman nei Mostri, no? Quando va a casa e fa tutta la predica sul vivere pacato, l'andare a lavorare, e poi lo beccano in curva con la Roma a fare il tifoso sfegatato. Ecco, io divento più o meno una cosa del genere davanti al televisore, capita, che volete. Ognuno di noi ha questo lato ultra che viene fuori. D'altronde noi siamo una nazione nella quale, quando nel 1982 l'Italia è andata a giocare al Bernabeu e il Presidente della Repubblica in persona si è scomodato a venire da Roma con l'aereo che oggi è esposto a Volandia, qua dietro all'aeroporto della Malpensa, e come sapete raccontò che quando l'Italia segnò il gol del 3-0 aveva preso, era incespicato, stava per cascare giù, ma per fortuna Juan Carlos lo acchiappò all'ultimo minuto, insomma, divenne incontenibile. Pertini raccontò pure che per quanto lui trepidasse, insomma, per la vittoria italiana, Juan Carlos gli diceva, visto che i due erano amici, gli diceva sottovoce: io, Presidente, non posso mettermi a tifare per l'Italia, perché siccome sono l'ospitante devo naturalmente fare finta di nulla, devo cercare di essere imparziale, non posso. Mentre nel frattempo accanto a lui c'era Schmidt, il cancelliere tedesco occidentale, perché la Germania era allora divisa in due, vi vorrei ricordare quanto tempo è passato, ed era sempre più terreo a mano che l'11 di Bearzot faceva un mazzo così alla Germania, così, giusto per ricordare. Bearzot, che era stato salutato ai mondiali d'Argentina del 78 con il grido scemo scemo, perché nessuno credeva nelle sue idee di calcio, nessuno credeva nelle sue capacità, ma lui, tignoso, con la giusta cazzimma, dai oggi, dai domani, è arrivato a vincere quel mondiale di Spagna, mondiale del quale nessuno ci dava come potenziali vincitori, per cui, come vedete, in questo paese siamo abituati alle imprese impossibili. Nel frattempo il mondo continua a girare, le 19, 16 minuti e 33 secondi, 0292947222 se volete essere dei nostri, oppure 340-670-9659, dopodiché vi ripeto alle 19.30 daremo la voce a Anna Cisint, che farà il punto della situazione su quello che succede in questo momento a Monfalcone, dove, come sapete, c'è una grossa comunità Bangladesh, proveniente dal Bangladesh, che ruota attorno ai cantieri navali, e questo però ha posto tutta una serie di problemi di integrazione. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti voi che Anna Cisint sta
in tutti i modi, combattendo contro il fenomeno delle moschee abusive, e segnatamente sta anche lavorando insieme con Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Isabella Tovaglieri a creare le linee guida essenziali sulla base delle quali sviluppare una legge che la Lega presenterà prossimamente a proposito della gestione del problema dell'estremismo islamico, dell'Islam politico. Quindi, come vedete, è un'attività molto importante, molto delicata, che riguarda anche, se volete, il volto che avrà il nostro paese nel futuro. Che Italia volete? Che integrazione ci può essere in questo paese? Secondo quali principi la si potrà guidare, e in che modo quindi si potrà avere la nascita, si potranno avere questi italiani di seconda, terza generazione e così via, che però siano integrati e non dei maranza, come vengono chiamati comunemente, specie dalle parti di Milano. Ma a proposito di tifo indiavolato, Natalia, una domanda, ci sei? Ci sono, ci sono. Toglimi una curiosità, ma tu quando gioca l'Italia ti viene il momento, diciamo così, teppistico, o resti una composta e misurata spettatrice dell'evento sportivo? No, io devo dire che a me di base il calcio piace, quindi io sono una tifosa di calcio. Io tifo l'Inter e quindi già con l'Inter sono abbastanza esagitata, però con l'Italia invece c'è più quel senso di comunità, no, siamo tutti uniti, tifiamo tutti una stessa squadra, quindi lì lo sento ancora di più e la situazione peggiora. Quindi c'è proprio questa idea, diciamo così, di essere pronti alla morte. Allora aveva ragione Churchill quando diceva che gli italiani perdono le guerre come fossero partite di calcio e le partite di calcio come fossero guerre. Sì. Vabbè, ti svelo un segreto. Quando io ero in collegio, al momento degli inni c'era la torsida. La torsida prevedeva che ognuno suonasse uno strumento nell'inno di Mameli. Io facevo i piatti nel poropom, 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 pom, 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 pss, e poi tutti, Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ancora oggi ammetto, lo confesso, dopo quasi 30 anni, quando io guardo la partita dell'Italia, se ovviamente è un evento internazionale, non mi importa chi ci sia, se parenti, amici o robe varie, al momento dell'inno io continuo ancora oggi a fare i piatti, ebbene sì, lo ammetto, io faccio il suono dei piatti nell'inno Fratelli d'Italia, o meglio noto come inno di Goffredo Mameli. Le 19:20 minuti e 31 secondi, 0292947222, se volete essere dei nostri, se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Vi annuncio che domani, tra l'altro, avremo con noi Antonio Zennaro, torna Antonio Zennaro per Conto Corrente, la rubrica che si occupa di tutto il mondo economico, e in particolare, eccoci qua, Antonio Zennaro domani sera parlerà con noi di IRPEF, la sfida della Cina contro la Tesla sui robot umanoidi. Sapete che questo è un altro dei grandi campi nei quali l'intelligenza artificiale può fare la differenza, e su cui appunto Stati Uniti e Cina stanno combattendo una battaglia a colpi di microchip e di byte. Vedremo quali dei due modelli, quali dei due tipi o filosofie, diciamo così, di tecnologie si imporranno, anche perché questi umanoidi nel futuro dovrebbero occuparsi della nostra vita, caricare la lavastoviglie, caricare la lavatrice, fare il bucato, tutte queste robe qua. Saremo anziani, saremo soli, saremo un po' in compagnia di questi apparecchi che, tra l'altro, c'è pure il problema della possibilità di un hackeraggio, della possibilità che siano violate le leggi della robotica, no? Quelle che ha ipotizzato Asimov quando dice che il robot non deve in ogni caso danneggiare la vita umana.
ecco, per esempio, un paio di settimane fa ne scrivevo su Italia Oggi, è in sviluppo in California un umanoide, si chiama Figure 03, e in particolare questo umanoide già appunto sa come si tiene il guardaroba, sa caricare la lavastoviglie, sa fare alcune faccende di casa. In origine deriva da un robot che è stato sviluppato per lavorare in modo ripetitivo alla catena di montaggio, niente poco di meno che alla BMW americana. E in America lo usano, le prime 2 versioni di questo robot sono in servizio negli stabilimenti della BMW in America e lavorano per esempio per il magazzino, per trasportare cose, per fare per montare parti dei SUV che vengono prodotti oltreoceano. E fin qui tutto bene. Dopodiché non è stato facile insegnare. Sapete qual è il compito più difficile da insegnare a un robot umanoide? Non ci crederete mai. Piegare i tovaglioli. Perché l'umanoide non ha la capacità, diciamo così, di valutare fino a che punto e quali siano i movimenti esatti per poter piegare il tovagliolo, signore e signori. Ma abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Sì, ciao Antonino, buonasera, sono Lucia da Pogliano. Oh, cara Lucia, ben trovata. Allora, hai ragione, non so come faranno gli umanoidi a sostituirci, però qui non si sa dove si va a finire, cioè magari o si sa, non lo so. Allora, io volevo dirti che ho seguito proprio tutta l'intervista che hai fatto alla signora del Venezuela. Sì, Blanca Bricegno. Ecco, io ho dei parenti in Venezuela e veramente la situazione è davvero terribile, perché se uno che lavora prende tanto come 5 euro al mese, non so, qualcosa, una roba pazzesca, come fanno a mangiare che la roba costa come qua? Infatti, cosa mangiano non lo so, quelli che non possono, E so che loro si aspettano molto da Trump. Speriamo davvero che riesca in qualche modo a liberare anche il Venezuela e tutto il resto lì del Sud America, perché è davvero uno schifo. Tutto questo mondo un po' uno schifo. Ora ti ringrazio davvero. L'ho sentita anche un'altra volta io, la signora lì. Sì, perché lei chiama periodicamente in trasmissione, però questa volta le ho chiesto insomma un po' del suo tempo e abbiamo fatto questa lunga intervista proprio per raccontarvi con informazioni di prima mano di chi effettivamente si oppone a questo regime comunista, che cosa sta succedendo da quelle parti. Perché purtroppo sai qual è il problema? Che molto spesso quando si parla di certe cose in questo paese ci sono sempre i soliti esperti che sono sempre quelli, le solite facce che vedete nelle tavole rotonde e nei TG, che raccontano sempre le solite cose e poi uno alla fine non ci ha capito niente, peggio di prima. Per cui, siccome in questo programma ragioniamo che domandalo a qualcuno che lo sa, chi meglio di chi rischia la vita per abbattere questo regime, scusa? Ecco, per esempio, io non sapevo che il presidente che non è stato eletto adesso, no? Che Chavez. ha messo in lista. No, non Chavez. Quello che poi Maduro l'ha sorpassato. Quello dell'opposizione, insieme alla Corinne. Sì, ho capito chi dice. Ecco. Sì. Io non sapevo che era con l'Argentina, cos'è che era, non mi viene la parola. Insomma, che era già stato un po' impergolato con i governi lì di prima di Maduro, di Chavez più che altro. Un console, no? Qualcosa del genere. Sì, l'argentino, sì, ho capito a quale momento ti riferisci. Questo non lo sapevo, insomma, non è che è una cosa molto piacevole che questo qua che si presenta come il nuovo salvatore e ha avuto questi rapporti. Vabbè. Comunque, Antonino, speriamo bene. Quando c'è questa signora, guarda, io lo sento volentieri. Speriamo che ci porti notizie migliori la prossima volta o andando avanti. Grazie. Antonino, lo speriamo davvero, cara Lucia. Grazie. Buonasera, grazie. Ciao. Grazie.
Le 19, 27 minuti e 10 secondi. Io ringrazio Lucia del tempo e la pazienza, perché in effetti ieri è stata un po' lunga questa nostra chiacchierata, però se avete tempo e voglia andatevela a risentire sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, su quello Facebook, perché credo valga il vostro tempo se volete saperne davvero qualcosa di più. Ripeto, io sono del parere che è meglio andare da chi si trova direttamente in queste cose che non l'ennesima risciacquatura di piatti dei soliti noti che poi vedete sempre in televisione a dire le stesse cose. È quello che abbiamo fatto con il direttore dell'Odessa Journal Poletti, è quello che abbiamo fatto con Fiammetta Martegani tra un bombardamento e l'altro quest'estate, è quello che abbiamo fatto anche con i deputati ucraini che siamo andati a inseguire fin dentro i rifugi all'inizio della guerra, più di 2 anni fa. Forse qualcuno di voi si ricorda quando uno di questi, mentre mi parlava, mi puntò anche in diretta il Kalashnikov contro via Skype per dirmi: io sono qua, sono pronto e sono armato a fare il mio dovere. E io devo dire la verità che a me com'è che diceva George Bernard Shaw, tutto capita a tutti nella vita se c'è abbastanza tempo. Che qualcuno mi puntasse in diretta un Kalashnikov ancora non m'era capitato, però adesso lo posso cancellare dalle 100 cose da fare prima di morire. Va bene, bella gente, allora siamo arrivati alle 19:29 minuti. Io direi, cara Natalia, a questo punto, se vuoi, di mandare un breve jingle, poi rientriamo e così presentiamo il faccia a faccia con Anna Cisint. Vai pure. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora, bella gente, sono le 19:29 minuti e 28 secondi. Che dire di più? Che adesso diamo la parola ad Anna Maria Cisint, che ha parlato con me della situazione Monfalcone. Tra l'altro è stata un'intervista che abbiamo potuto veramente realizzare, come dicono gli inglesi, in the nick of time, cioè proprio al volo, per un pelo, perché naturalmente tra un impegno e l'altro. Io vi lascio quindi alle parole di Anna Cisint, poi alla fine ci saluteremo con una canzone del 1973 di Nanni Svampa, il Minestrone Part 1, ebbene sì, Nanni Svampa, come i Pink Floyd, faceva le canzoni Part 1 e Part 2, e ci ritroveremo domani sera alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Domani sera con noi Antonio Zennaro, appunto, il professor Giorgio Cella, per fare il punto su Ucraina, Medio Oriente e tutto ciò che verrà. Alle 20, se avete voglia. In ogni caso, stasera c'è aria fritta. Enjoy. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, la mia gradita ospite è Anna Maria Cisint, eurodeputata, nonché già sindachessa di Monfalcone, che torna perché l'affare Monfalcone si sta complicando. Allora, qui eravamo rimasti a una lettera aperta, scritta anche nei confronti della Fincantieri. E dopo che cosa è successo, Anna? Ma siamo rimasti, diciamo che l'aspetto molto importante di questa vicenda sta nel fatto che la città ha bisogno di essere ascoltata e che un'azienda così importante di interesse nazionale, che però impatta tanto, no, su tutto, sull'aspetto demografico, sull'aspetto dell'istruzione, sui servizi sociali, sulla sanità, ma anche sulla composizione, il tessuto sociale, con un problema enorme anche di radicalizzazione islamica, ha bisogno, come il Consiglio Comunale ha detto, io penso propriamente, di trovare nell'azienda un partner
con il quale poter fare dei passi che siano decisivi rispetto anche al valore del lavoro. Quindi noi in Consiglio Comunale, io penso veramente legittimamente, perché chi dice cosa c'entra il Consiglio Comunale non conosce bene la città, nel senso chiaramente cosa vuoi? È il 31% di presenze di immigrati e quasi tutti extracomunitari che però lavorano in una minoranza, una parte molto piccola, no, rispetto al totale, visto la facilità con la quale hanno avuto fino alla nostra modifica della Lega di legge, che è quella della stretta sui ricongiungimenti. E la questione che l'Islam purtroppo è un'ideologia, tra virgolette, che ha tantissimo di incompatibile con il nostro ordinamento giuridico, e mi riferisco in particolare alla sottomissione della ragazza, della donna, trova qui in una città medio-piccola, per il Friuli Venezia Giulia, abbastanza però importante e grande, la dimostrazione di quanto sia importante per chi decide i modelli produttivi, soprattutto delle grandi aziende, di condividerli almeno nei suoi effetti, no? Con il territorio. Questo è quello che ha chiesto il Consiglio Comunale, io l'ho chiesto e l'ho cercato per tanti anni. Devo dire che precedentemente con il precedente amministratore delegato, che in realtà è quello che ha avviato il grosso problema dei subappalti nel 2005, quando non c'era nessun inverno demografico, però si era trovata una modalità perlomeno di come dire, sostenibilità nell'impatto sociale. Adesso è ancora più difficile di prima. E il Consiglio Comunale, nelle sue componenti di destra, di sinistra, di Lega, di eccetera, ha deciso che voleva dire in maniera forte la stessa cosa, nel rispetto totale di tutti, però anche del territorio, no? E quindi a fronte poi di quella reazione della lettera aperta, noi siamo ben pronti ad un tavolo. Il ministro Salvini è intervenuto su questo, è intervenuto con il suo solito buonsenso, sostenendo due partite, dicendo guardate, avrete letto l'intervista e se non è stata letta invito ad andare a leggere. Dice intanto è chiaro che quella è un'azienda preziosa per l'Italia, no? Fa PIL eccetera, però dice noi ci rendiamo ben conto, lui lo sa perché conosce molto approfonditamente tutta la questione anche dell'impatto sociale, e dice il Consiglio Comunale ha fatto bene, è giusto che ci si sieda a un tavolo e si arrivi a qualche, come dire, si diano delle risposte fattive. Noi riteniamo, e anche il ministro l'ha detto, che questa, come dire, impostazione di una percentuale così forte di subappalti produca anche dei problemi di vario genere, no? E non mi invento nulla se dico che purtroppo in Consiglio Comunale ho dovuto anche far allegare alla delibera una testimonianza forte di un lavoratore che ha raccontato come la sua vita sia complessa, visto che la ditta per cui lavora, una ditta in subappalto, gli estorca denaro, e raccontando anche che questo purtroppo avviene, non è avvenuto e non avviene soltanto a lui. Ecco, quindi noi amiamo l'azienda, si immagini, sono qua da tutta la vita, ci abito pure vicino, i miei genitori, mio nonno, tutti i nostri ci hanno lavorato, abbiamo questo legame forte. Ma questo non vuol dire non rispettare tutte le esigenze e cercare di lavorare perché si diano risposte in questo senso, sia per il rispetto del valore del lavoro, che credo sia doveroso, sia per ciò che ha a che vedere con appunto gli impatti di cui parlavo prima, sia per tutto un discorso anche di supporto alla legalità che noi riteniamo fondamentale. Certamente. Ecco, ma in tutto questo che reazione ha avuto la popolazione, la reazione della Di gente? grande vicinanza. I cittadini mi fermano, mi dicono non mollare i cittadini
tutti quelli che ovviamente abitano, che sanno bene com'è la situazione. Un consigliere, il nostro capogruppo in consiglio regionale, intervistato in una TV del Friuli Venezia Giulia, ha detto: noi pensiamo che, io penso, ha detto lui, che sia giusto che parli chi vive quella situazione, perché nessuno come chi vive certe situazioni può parlarne e capirne, no? Quello che dispiace è che venga interpretata questa, dopo che cioè non è mica la prima volta, sono anni in cui si sottopongono determinati temi e si cerca con pazienza infinita di affrontare la questione, no? Quindi, visto che capisco che non sia facile, però bisogna farlo, anche perché oggi la tecnologia ci consente di fare dei ragionamenti, ma bisogna farli anche come dire, in maniera da far capire che quella non è una finzione, no? Un alibi. E poi perché noi riteniamo che il lavoro stabilizzato consenta anche di non avere un impatto sul welfare così come ce l'ha oggi, perché il bilancio del comune di Monfalcone, per dire, no? Il 95% del bilancio welfare è destinato agli extracomunitari. Questo perché? Perché, come dicevo prima, sono circa 9.000, di questi 9.000 lavorano una parte molto piccola e le famiglie, soprattutto quelle islamiche, quelle bengalesi, fanno molti figli. La donna non lavora perché per l'uomo islamico, almeno quello che proviene dal Bangladesh, dal Pakistan, la donna è un essere inferiore, deve stare a casa e quindi non lavora. Quindi voi immaginate, ci sono appunto queste famiglie numerose con la donna che non lavora, quindi con un reddito molto piccolo, determinato solamente da uno che approvvigiona la famiglia e chiaramente l'ISEE è molto basso. E questo cosa significa? Significa che tutti i supporti dagli alloggi, altro problema gigantesco, per tutto il discorso del sovraffollamento, gli alloggi, ma poi anche tutti i bonus, le mense, qualsiasi cosa, ovviamente pesano sulla comunità, no? Ecco, quindi ci sono un'infinità di questioni, noi riteniamo che non si possa soprassedere più, l'abbiamo detto, ma anche educatamente, secondo noi, e l'avvertenza è aperta. Attendiamo il tavolo e siamo certi che troveremo, anzi siamo certi, speriamo, auspichiamo che si trovino alcune soluzioni che non vadano in là con il tempo, soluzioni che poi, come ha detto anche il ministro Salvini, possano essere utili anche a altri territori, no? Quindi il tavolo dovrà, speriamo, servire a dire su questo si interviene e io mi sono sentita accusare che sono stata un po' invasiva rispetto al tema del sistema produttivo, però da quando ci sono i subappalti così, come dire, percentualmente pressanti, chiaramente la situazione non è migliorata, perché lei immagini che nei subappalti queste ditte piccole, intanto sono più insicure per tutto il tema della sicurezza sul lavoro, ma poi anche c'è una mobilità sul lavoro, no? Molto più accentuata. 5-10 dipendenti arrivano, magari vanno via, ne arrivano altri, insomma, una situazione non facile. Ecco. Io penso che dire ciò che succede non sia mai sbagliato. Il compito di chi governa non è di dimenticare i problemi, ma di affrontarli. Noi questo stiamo facendo da tempo, i cittadini ci sono vicini, questo è, i cittadini, guardi, non soltanto le devo dire i cittadini di Monfalcone, Certo. ma i cittadini di tutto il territorio. C'è stato un sondaggio, ovvio, per quanto valgono i sondaggi, ma c'è stato un sondaggio l'altra sera, una TV del Friuli Venezia Giulia di Media Nord-Est, che ha affrontato questa questione e alla fine chi ha ragione, il comune o
o Fincantieri, la percentuale è stata 83% il comune. Adesso non è che noi ci siamo messi a votare, io neanche ero davanti alla TV perché ero in Veneto a supportare la Lega nella sua bella campagna elettorale di Alberto Stefani, dicendo che bisogna andare a votare Lega perché governare poi è molto complesso e più forti siamo e più portiamo avanti i nostri valori, quindi ero fuori. Però l'83% è molto significativo, no? Anche nella, come dire, nella comprensione del fenomeno, ecco, quindi la parte cittadini è con noi. Molto Ma noi bene. speriamo che siano tutti con noi, perché è un valore per tutti, non è un valore solo il comune rappresenta le persone, rappresenta un territorio, rappresenta molto, no? Quindi noi speriamo che tutti, anche poi alla fine, si riesca a dare risposte che siano compatibili e utili a tutti. Certo. Senta, per concludere, so che sta per partire, quindi dove va di bello? Ma allora intanto abbiamo una bella cosa mercoledì, perché il ministro Salvini con il sottosegretario Molteni e anche con alcuni di noi, in particolare con me, la Silvia e la Susanna, stiamo tutti, loro hanno fatto già un grande lavoro su ciò che ha a che vedere con una come dire, rafforzamento della sicurezza di ognuno di noi, e noi abbiamo anche lavorato sul tema Islam. Quindi saremo pronti a raccontare il lavoro che stiamo facendo per anche su questo, visto che governiamo, per affrontare la questione nella maniera migliore, per dare sempre maggior sicurezza ai cittadini. E devo dire che il nostro Ministero degli Interni, il nostro sottosegretario e il nostro ministro, anche sui temi che gli sono molto cari da sempre, ce lo ricordiamo quando faceva il ministro degli Interni, stiamo ovviamente spingendo, quindi stiamo lavorando molto anche su questo, ed è quello che poi faremo nei prossimi giorni. E io penso che sia la strada giusta proprio, abbiamo ormai imboccato una strada che è quella giusta, insomma, ecco, coerentemente con quello che siamo, quello che facciamo, cioè l'ascolto del territorio e le risposte ai cittadini in termini di sicurezza e di futuro del nostro popolo. Molto bene. Allora, onorevole, tante grazie e al piacere di risentirci presto. Grazie. Di nuovo. Volentieri, così vi racconto. Grazie Molto mille, bene. buon lavoro. Chi è che dice che il vino fa mal? Le tutta gente. Chi è che dice che il vino fa mal? Le tutta gente dell'ospedale. Io ne ho bevuto tanto e non mi ha fatto male. E l'acqua sì che fa male, il vino fa canator. Oi che la vaga ben, che la vaga mal, siamo sul fior della gioventù. Pensa alla maglia bevi, pensa alla maglia bevi. Oi che la vaga ben, che la vaga mal, siamo sul fior della gioventù. Pensa alla maglia bevi, bevi anche tu. A Porta Romana, che sera pioveva, a Porta Cica, che sera pioveva, a Porta Genova, che sera pioveva, a Porta Volta, che sera pioveva, a Porta Garibaldi, che sera pioveva, a Porta Venezia, che sera pioveva, a Porta Vittoria, che sera pioveva, a Porta Magenta, che sera pioveva, a Porta Ludovica, che sera pioveva, a Porta Neuva, che sera pioveva, a Porta Vicentina, che sera pioveva. E se ricordati tempi in tre, quando andavo a spasai pure, rubai Cain, ora pro nobis. Son contento di essere al monte, a sapere che l'ero tu. Alleghera, rampega in sui vederi, rappe più tanti giorni fanno gol. L'altro giorno andando a spasso sulle rive del Lac Maggiore, respirando l'aria pura con i suoi graditi odori, mi è venuta l'ispirazione
ma della saggia e calzon. Oh che gioia, che piacere, che cucagna caga in campagna. Oh che gioia, che piacere.